Salve ragazzi, se per le radio e le televisioni lo switch off dell'analogico non è stato per niente indolore, leggermente diverso è stato per le cosiddette telecomunicazioni essenziali, come ad esempio quello delle radio costiere che mantengono il collegamento fra terra e navi. Ne parliamo con Alessandro Cerboni da Arezzo, noto appassionato di stazioni di utilità, proprio mentre in questi giorni si svolge una gara d'ascolto indetta dall'associazione radioamatori marinai d'Italia. E prima di lasciarvi all'ascolto del programma di oggi vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube. Ciao a tutti! Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. In Italia l'arrivo delle nuove tecnologie digitali di trasmissione ha investito non solo il campo del broadcast radio-televisivo, ma tutto il settore delle telecomunicazioni essenziali. Mi riferisco al collegamento terra-aerei, terra-navi in mare e altri settori come il collegamento da remoto di centrali elettriche, l'accensione di illuminazioni stradali, eccetera. Per fortuna, come vedremo oggi, lo switch off dell'analogico sia radio che televisivo non è stato adottato da questi ultimi, ma è stata mantenuta una rete di base tradizionale che possa entrare in funzione in caso di emergenza. È l'esempio delle cosiddette radio costiere che per anni, prima dell'arrivo della radionavigazione satellitare, ha mantenuto i collegamenti terra-nave. E se ricordate, proprio l'anno scorso, durante le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, sottolineavamo quanto Marconi fosse quasi ossessionato da aiutare le navi in mare. E in effetti la radio è stata riconosciuta come mezzo per salvare vite umane proprio quando l'SOS lanciato dal Titanic salvò la vita di oltre 750 passeggeri e da allora la radio fu obbligatoria a bordo. Proprio in questi giorni c'è ad esempio l'associazione radioamatori marinai italiani che indice una gara d'ascolto dedicata alle radio costa. Ma questo esempio ci serve come parallelismo per sottolineare quanto sia sbagliato lo switch off selvaggio che è stato adottato per la radio a onde medie in Italia e in Europa. In caso di calamità naturale, non tutti i ponti per telefonia mobile sono antisismici. Peggio ancora, fino a poco tempo fa i nostri smartphone erano abilitati alla ricezione della radio a onde medie e modulazione di frequenza. Oggi lo smartphone necessita di avere l'accesso alla rete dati, in quanto la radio arriva solo via internet. Ciò significa che in caso di calamità naturale gli utenti rimarranno oscurati dalla ricezione di informazioni pubbliche. Quindi se da una parte c'è stato senz'altro un appoggio della Marina a scongiurare la chiusura delle stazioni radio marittime, d'altra parte notiamo che l'Unione Europea, che agli inizi voleva imporre a tutte le case costruttrici di smartphone di avere una radio on board, Strasburgo poi ha addormentato il discorso e forse se ne riparlerà semplicemente per inserirne uno digitale, cosa perfettamente inutile per fini di protezione civile per le ragioni sopra esposte. Ovviamente il discorso è molto lungo, ma oggi vogliamo aprire una finestra su questo argomento con un vecchio appassionato di ascolto di radio cosiddette di utilità, Alessandro Cerboni, che è in collegamento telefonico con noi da Arezzo. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Alessandro. Salve a tutti. Ecco Alessandro, ti abbiamo già introdotto, abbiamo detto che sei un vecchio appassionato di ascolto di stazioni di utilità. Diciamo, parliamo di radio per salvare vite umane, no? Di comunicare tutte le navi, cioè tutte i vari natanti in navigazione nel mondo, per consentire di mandare delle informazioni o richiedere soccorso
il Titanic, in effetti ci furono quelle comunicazioni, allora fatte telegraficamente, furono ricevute da varie stazioni che avevano proprio l'incarico di svolgere una funzione di servizio per tutti i naviganti. Ancora oggi diciamo che c'è il servizio di comunicazioni in onde corte, anche se ormai buona parte di tutte le attività è stata soppiantata dalla rete cellulare che si estende abbondantemente dalle coste, e le reti cellulari, pensate ai telefoni satellitari e quant'altro. Però ancora il cosiddetto oggi, GPS e poi la radionavigazione satellitare. certo, la radionavigazione satellitare, ma soprattutto diciamo che viene obbligatoriamente mantenuti dei dispositivi ad onde corte come backup nel caso ci fossero problemi di altro genere, e ogni nazione ha comunque delle stazioni di ascolto. Ecco, ma scusami, permettimi se ti interrompo, ma questa politica assolutamente sensata rispetto a quello che è avvenuto per le broadcast, che si è fatto uno switch off indiscriminato, secondo me. Certo. A che cosa è dovuto? Perché a queste emittenti cosiddette radiocostiere c'è l'alta vigilanza della Marina. Chi è che gestisce queste cose? Praticamente ormai le costiere hanno un uso limitato, che hanno le trasmissioni in VHF, ci sono dei canali dedicati. Chiaramente hanno poi dei radiofari, esistono, ma per le comunicazioni c'è il centro a Roma, proprio lì al Palazzo della Marina, va bene, dove ancora mantengono anche degli operatori che sanno trasmettere in Morse. Aspetta, come si chiamava? Roma Radio? Mi pare, sì, ora non mi ricordo bene. La cosa era interessante perché lì praticamente venivano convogliate tutte le comunicazioni da tutte le navi che potevano chiamare da qualsiasi parte del globo, perché per esempio c'erano la flotta italiana mercantile e quella turistica che per lungo tempo istradava attraverso questi canali, per esempio anche le telefonate dei passeggeri o degli equipaggi delle navi. Ecco, chi voleva telefonare dalla terraferma a una nave utilizzava le radiocostiere, le cosiddette radiocostiere? Esattamente, sì. Più che radiocostiere era questo servizio della Marina. Ecco, ma quindi non era un sistema di radionavigazione questo, era semplicemente di comunicazione? Allora, la radionavigazione, distinguiamo, i radiofari servivano in aggiunta a quelli ottici per consentire di fare il punto nave. Permettimi, il punto nave significa che si usava una specie di radiogoniometro a bordo, una cosa del genere? Sì, usavano una sorta di radiogoniometro, prendendo 2 o 3, anzi in genere erano 3 radiofari, riuscivano a verificare e magari integrare le tecniche per il punto nave sulle carte. Oggi sono guidate da sistemi GPS. Permettimi, perché io avevo un fratello geometra in famiglia, quindi in sostanza questi calcoli si facevano dei calcoli trigonometrici, o mi sbaglio? Sì, esatto. Sì, chiaramente geometria sferica, perché la Terra è tonda, quindi. Okay. Però ecco, allora prima dell'avvento dei sistemi GPS, dei sistemi di comunicazione satellitare, per chi era in navigazione si utilizzavano queste tecnologie, ma addirittura un tempo c'erano il problema di comunicare per esempio con i sommergibili. I sommergibili si utilizzavano i sistemi a onde lunghe, perché le onde lunghe arrivano abbastanza in profondità e quindi potevano trasmettere in queste modalità. Le cosiddette VLF. Di solito trasmettevano in RTTY veloce. Va bene, sì. I primi tempi anche che si faceva ascolti non erano nemmeno criptati, erano comunicazioni RTTY condensate e ritrasmesse in velocità maggiorata. Ecco, le RTTY sono praticamente le telescriventi che andavano su onde corte, non erano criptate. Potevano anche essere criptate volendo. Sì, potevano essere criptate, però erano delle criptazioni abbastanza ingenue, erano degli shift sui bit di trasmissione, oppure trasmettevano proprio un testo già criptato e quindi non c'era bisogno di adottare questi sistemi.
dedicato al mondo delle comunicazioni. Diciamo, quello che era simpatico erano appunto queste radio costiere che tu alla fine, se ti capitava, potevi imbatterti in una comunicazione telefonica terra-nave e ascoltare Certo. tutta la conversazione, no? Oppure riuscivi anche a metterti in contatto con alcune navi, alcuni radioamatori ottenevano anche la famosa cartolina SQL della nave o che avevano captato, loro gli mandavano la comunicazione e ricevevano anche la conferma del contatto. Oppure andavano proprio sulle frequenze assegnate per il traffico e le comunicazioni navali e potevano cogliere magari una richiesta di aiuto e contribuire a farla arrivare alle autorità competenti, insomma, quindi a collaborare per esempio nei servizi o di comunicazione o di intervento. Chiaro che oggi va tutto via satellite, quindi però gli impianti non sono stati dismessi completamente. In effetti ogni nazione, ad esempio l'Italia, li ha conservati, fa un bel parco d'antenne a Roma che controlla le principali frequenze del traffico marittimo, perché ci possono essere tanti motivi che possono portare per esempio ad avere bisogno e i dispositivi elettronici più moderni magari entrano in crisi. Per esempio quando c'è stato gli attacchi dei vari pirati alle navi mercantili al largo delle coste, diciamo giù nel mare Arabico, cioè praticamente l'Oceano Indiano, oppure in Indonesia, potevano trovarsi ad avere magari resi inefficienti o bloccati i sistemi di trasmissione, e alcuni magari riuscivano a mandare dei messaggi ancora con i vecchi sistemi che si usavano come radioamatori, ma addirittura in QPR, delle radio a onde corte di bassissima potenza, e quindi ci volevano dei dispositivi che raccoglievano quei segnali. Chiaro, sono situazioni limiti, ma ormai non si usano più. Quindi diciamo che a menadito le radio costiere, se non vado errato, storicamente hanno avuto un boom quando ci fu il periodo della seconda guerra mondiale, che addirittura si facevano i matrimoni per procura, no? Però poi all'atto pratico, per noi che facciamo radioascolto, fino a quando si è fatto radioascolto parlando di radio costiere? Ma le radio costiere si sono ridotte, i servizi di navigazione per esempio per l'ingresso, la gestione all'interno dei porti, che dovrebbero utilizzare delle gamme qui, quindi visto che il mare a portata ottica insomma è sempre estesa, anche se addirittura ormai accettano anche le telefonate dalla rete cellulare, va bene. Però quindi le radio costiere, quelle che trovi nelle capitanerie di porto, sono abbastanza ridotte, va bene, l'utilizzo. Ad esempio quando c'è stato anche il naufragio quel mercantile lì all'isola del Giglio, no? La Costa Crociera? La cosa, sì, praticamente le comunicazioni finali viaggiavano su onde a onde corte. Cosa è rimasto di quel tipo di radioascolto, Alessandro? Quel tipo di radioascolto è rimasto poco, perché praticamente, come dicevo, si riduce a fare delle scansioni nelle frequenze assegnate al traffico marittimo, ovviamente perché ci sono delle bande assegnate, e alle volte possono comunicare per esempio con dei pescherecci, con degli equipaggi di questo genere che non hanno interesse, anche per problemi di costo, perché le comunicazioni poi costano, va bene, di utilizzare i sistemi moderni, insomma, quindi via satellite, quindi i famosi telefoni satellitari, le radio, quelle in trasmissione digitale, quindi è tutto un mondo analogico che però può avere una sua validità. Recentemente ho guardato una serie su Netflix che era Zero Day, va bene, che praticamente i terroristi utilizzavano per comunicare tra loro le vecchie radio analogiche a onde corte.
proprio perché dice quelle a quel punto siccome sono abbandonate è più difficile essere intercettati, perlomeno nel filmato Addirittura. c'è questa, però ecco, questo la dice lunga, cioè questo sviluppo enorme che c'è stato nel sistema di telecomunicazione ha fatto rapidamente perdere la memoria di tutta una serie di sistemi di comunicazione che una volta erano rilevanti. Nel mondo poi non dimentichiamo che in mezzo al mare c'erano anticamente anche le famose navi che trasmettevano, le famose navi o radio pirata che trasmettevano musica in onde corte. Radio Caroline, Radio Veronica, certo. Sì. The Wolf. Quindi erano tempi gloriosi in cui proprio dai tempi di Marconi il primo utilizzo è stato proprio quello di dare la possibilità ai mezzi di navigazione negli oceani in giro per il mondo di avere la possibilità di collegarsi addirittura con i paesi di origine o con le compagnie, va bene, ma poi grazie alla radio e queste stazioni di ricezione e trasmissione proprio delle vari organismi marittimi nazionali hanno salvato centinaia, migliaia di vite di imbarcazioni che erano in difficoltà e hanno potuto far intervenire o far giungere soccorsi. Quindi la storia della radio nell'utilizzo del campo marittimo è forse una delle storie più gloriose, anche se ora un po' abbandonata. È gloriosa anche dal punto di vista dei radioamatori che in passato avevano la possibilità di raccogliere degli SOS, no? Perché a questo punto... Certo, no, ci sono stati casi magari di radioamatori che hanno raccolto degli SOS e poi chiaramente l'hanno comunicato alla più vicina capitaneria di porto e poi fornendo le informazioni sulle frequenze e quant'altro, perché insomma certe volte magari una nave in difficoltà in una tempesta ha difficoltà anche a trasmettere, insomma possono esserci, quindi quelle vecchie radio ancora per come normativa in molte navi è obbligatorio averne, se non altro come sistema di backup o d'emergenza. Quindi ancora esistono questi centri d'ascolto ufficiali. Ecco, magari se si fosse applicata questa politica anche alle broadcast non sarebbe male. Certo. Te ripeto, addirittura mi risulta che ci sono ancora del personale che sa anche ricevere e trasmettere in Morse, perché quando il segnale è disturbato anche i migliori sistemi di sintesi sonora possono leggere male la trasmissione in Morse, anche se ora magari con i nuovi sistemi di intelligenza artificiale una trasmissione disturbata può essere comunque interpretata. Chiaro che l'evoluzione è rapidissima, in pochi anni siamo passati io ricordo per esempio quando facevano degli attacchi alle navi commerciali o anche commerciali, mercantili o navi passeggeri o da crociera, che gli scambi della nave attaccata, le comunicazioni passavano tutte in onde corte e a quei tempi si riuscivano anche a sentire. Ecco, questo è un particolare che stai citando molto interessante. A me invece veniva in mente la questione che con i nuovi mezzi, le nuove tecnologie, ad esempio su queste navi da crociera era possibile stampare un giornale che arrivava in telefax agli inizi, poi adesso si può fare veramente di tutto. No, più che altro venivano trasmesse le carte del tempo. Le carte del tempo fino gli avvisi ai naviganti, no? Il servizio e la trasmissione anche venivano trasmesse quelle immagini delle carte del tempo con il sistema in RTTY o addirittura codificate, perché chiaramente per puntare i satelliti meteo non era facile in navigazione, quindi venivano rielaborate, per esempio in Europa era Darmstadt, e da lì ritrasmesse a tutti i porti e a tutti quanti. D'altra parte la prima cosa che insegnavano ai corsi di navigazione o di vela o per chi doveva prendere la patente nautica o nei collegi nautici era alzarsi alle 6 per ascoltare il bollettino nautico per radio, che veniva
trasmesso anche dalla RAI in onde corte. Bollettino avviso ai naviganti famoso, dicevamo prima. Esatto. Alessandro, noi abbiamo voluto aprire un attimo una finestra su queste tematiche sempre molto interessanti e pittoresche. Io ti ringrazio per aver partecipato al nostro programma e spero quanto prima di aprire un'altra finestra su un altro argomento relativo alle mitiche stazioni di utilità. Grazie per essere stato con noi, Alessandro. Grazie a tutti. È un mondo di cui molti non hanno memoria, purtroppo. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Amazon ha svelato il suo primo chip di calcolo quantistico, chiamato Ocelot, che dovrebbe accelerare il suo percorso verso la creazione di un computer quantistico completo. Segue Google e Microsoft, che hanno anche annunciato innovazioni quantistiche negli ultimi mesi. I sistemi quantistici offrono la possibilità di risolvere problemi estremamente complessi che vanno oltre le capacità dell'attuale generazione di computer. E mentre si pensa che macchine praticamente utili siano ancora lontane anni, gli esperti affermano che la linea temporale si sta restringendo e Amazon ha anche rilasciato un aggiornamento del suo assistente virtuale Alexa, in quanto deve affrontare la crescente concorrenza di Copilot di Microsoft e Siri di Apple. Amazon ha affermato che Alexa Plus sarà in grado di ricordare informazioni e offrire consigli più personalizzati. Ha anche promesso che gli utenti saranno in grado di conversare con lui in modo più naturale, ponendo fine al cosiddetto parlare Alexa, che è stato criticato per essere rigido e robotico. Il direttore dell'Intelligence Nazionale degli Stati Uniti ha affermato di non essere stata informata in anticipo della richiesta del governo del Regno Unito di poter accedere ai dati crittografati dei clienti Apple da qualsiasi parte del mondo. Tulsi Gabbard ha anche affermato di stare indagando se la Gran Bretagna abbia violato, in modo eclatante, la privacy dei cittadini statunitensi e un accordo di condivisione dei dati transatlantico. La scorsa settimana Apple ha preso l'inaudito provvedimento di rimuovere il suo strumento di sicurezza dei dati di livello più elevato dai clienti del Regno Unito dopo che le era stato chiesto di costruire una backdoor per il prodotto. La Commissione europea si sta preparando ad accusare Google di aver violato le norme UE concepite per tenere a freno le grandi aziende tecnologiche, secondo Reuters. L'UE ha indagato sul gigante della ricerca negli ultimi 2 anni per le accuse secondo cui avrebbe dato priorità ai propri servizi, tra cui Google Flights, Hotels e Shopping, nei risultati di ricerca. A giugno, l'UE ha accusato Apple di pratiche simili, estromettendo i rivali dall'App Store. Multare i giganti della tecnologia americana potrebbe non essere così semplice come una volta. Venerdì, Trump ha firmato un memorandum che chiede agli Stati Uniti di imporre tariffe sui paesi che impongono tasse extra alle aziende tecnologiche statunitensi. Le proposte di tasse digitali sono state congelate per anni, ma è possibile che le multe punitive contro le aziende statunitensi possano essere vendicate dalla Casa Bianca in modo simile. Quello che ci stanno facendo in altri paesi è terribile, ha detto Trump ai giornalisti. In un rapporto pubblicato la scorsa settimana, OpenAI ha affermato di aver bannato account utente su ChatGPT i cui operatori probabilmente provenivano dalla Cina e di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per monitorare post anticinesi sui social media da tutto il mondo in tempo reale. Queste attività includevano l'utilizzo di modelli OpenAI per leggere e analizzare screenshot di documenti in lingua inglese, come annunci di proteste per i diritti degli uiguri nelle città occidentali, afferma il rapporto. Il quotidiano La Stampa di Torino riporta una ricerca dell'Università Bicocca di Milano. Tale ricerca suggerisce che l'accesso ai dispositivi e ai social in età precoce provochi un peggioramento del rendimento scolastico, ma ci sono differenze legate a genere, contesto socioculturale e non solo. Che l'utilizzo delle nuove tecnologie possa avere effetti negativi sulle nostre capacità intellettuali è un timore che si ripresenta ciclicamente da tempo immemore. Si potrebbe risalire fino a Platone e alla sua preoccupazione che la scrittura creasse un esercito di istruiti immaginari, in grado cioè di reperire le informazioni sul momento, senza bisogno di memorizzarle, ma di esempi abbondanti ce ne sono anche in tempi molto più recenti, a partire dai timori relativi a televisione, videogiochi e internet. Per quanto sia troppo presto per capire se davvero, come si teme, la crescente tendenza a delegare compiti intellettuali, scrittura, sintesi, traduzione, ricerca informazioni, eccetera, a ChatGPT e agli altri sistemi di intelligenza artificiale generativa possa avere ricadute cognitive negative. Lo stesso non si può dire di dispositivi
dispositivi e piattaforme con cui ci confrontiamo da ormai 2 decenni, social media e smartphone, per evitare che, come è avvenuto in passato, la ricerca individuasse solo correlazioni statistiche, che non necessariamente indicano un rapporto di causa ed effetto. L'indagine ha utilizzato un metodo, chiamato Differencing Differences, che permette di isolare l'impatto diretto dell'accesso precoce a social e smartphone, incrociando i dati ottenuti dal questionario a cui hanno risposto oltre 6.000 studenti lombardi, iscritti a secondo e terzo anno di licei, istituti tecnici e professionali, con i risultati dei test invalsi condotti dagli stessi studenti negli anni precedenti. La ricerca però non manca di sottolineare che invece sono altri i fattori di scarso rendimento, come la provenienza dei ragazzi da genitori con basso indice di scolarizzazione, e che hanno un approccio allo smartphone prima degli altri, e fa comprendere di come bisogna ora lavorare per capire come favorire un uso più consapevole delle tecnologie digitali, attraverso nuove norme sociali, strumenti educativi efficaci e policy mirate. Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.